L'amministrazione pesa sulle tasche dei cittadini europei 60 miliardi di euro e l'Italia, come il Veneto, non è esente da questo tipo di male, dove peraltro la percezione del fenomeno si attesta a livelli molto bassi. L'argomento, che ha affrontato anche gli scandali locali, è stato trattato nel corso di un convegno ai chiostri di Santa Corona. Organizzatore dell'incontro, il deputato europeo Sergio Berlato, che spiega: si facciano i nomi dei malfattori per rispetto ai cittadini. Io ho deciso di fare questa battaglia e ho fatto la mia parte. A volte si pensa che se si ruba allo Stato o all'Unione Europea l'importante è non mettere le mani nelle tasche dei cittadini. In realtà la corruzione viene pagata direttamente dai cittadini e lo studio che è stato predisposto anche dall'organismo antifrode europeo, l'Olaf, dimostra quanto importante sia questo fenomeno anche in Italia. Quanto vale in Veneto, centriamo sulla nostra regione, la corruzione? Credo sia noto il fatto che più volte, già da alcuni anni, ho sollevato il problema a livello veneto per fare in modo da fare piena luce su delle zone che devono essere chiarite per quanto riguarda soprattutto gli appalti pubblici. Riteniamo che gli inquirenti abbiano svolto le indagini necessarie e a loro chiediamo adesso veramente di mettere nelle condizioni i cittadini di sapere se effettivamente il malaffare regna nella nostra regione oppure no.